Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura la Sicilia è ancora nella morsa della siccità. Secondo i nuovi dati ISPRA è l'unico territorio in cui la criticità è massima, mentre sta aumentando nel centro Italia e in Sardegna. In Italia, infatti, in sole 9 regioni su 20 l'acqua è una risorsa abbondante. Giudizio immediato per l'ex assessore alla famiglia della regione siciliana Paolo Colianni, medico e psicoterapeuta accusato di violenza sessuale aggravata su una paziente di 14 anni che aveva in cura. Lo ha disposto il GIP di Enna accogliendo la richiesta della procura. L'imputato è agli arresti domiciliari dallo scorso 27 gennaio. 3 arresti invece a Canicattì nell'Agrigentino per estorsione aggravata dal metodo mafioso. L'inchiesta ha preso il via nell'aprile dell'anno scorso dopo l'incendio della saracinesca di un magazzino. I poliziotti hanno scoperto che gli indagati volevano impedire la locazione del locale che avrebbe dovuto essere adibito a officina meccanica. Maxi sequestra all'aeroporto di Catania. Si tratta di tabacchi lavorati esteri di contrabbando sprovvisti di contrassegno dello Stato italiano. In manette 3 corrieri bielorussi e un quarto denunciato. E in chiusura sequestrate altre 2 carrozze a Palermo. L'assessore al benessere animale Ferrandelli elogia i vigili e indica le difficoltà delle forze dell'ordine. Occorre cogliere i cocchieri senza licenza e con i turisti a bordo. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento alle 19:30. Buona giornata.